Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Dalla polemica sull'acqua tra Messina e Taormina al dito puntato contro la regione, De Luca e Basile lanciano accuse per i mancati investimenti in Sicilia per evitare la crisi idrica. Paradossi in tempo di siccità, il Buttaceto, fiume di acqua depurata, finisce in mare. La condotta per il riutilizzo non è mai stata completata. Sanità siciliana in affanno per mancanza di personale e risorse. Intanto continuano ispezioni e polemiche dopo l'episodio della gamba ingessata con il cartone all'ospedale di Patti. Estorsioni per accaparrarsi terreni e immobili nelle aste giudiziarie. Imprenditore siciliano latitante arrestato ad Hammamet. Angelo Stracuzzi sarebbe il punto di riferimento della mafia di Licata e Porto Empedocle. Catania, festa di compleanno organizzata da compagni e professori in ospedale per Omaima. La ragazza era rimasta ustionata a Vittoria nell'incendio appiccato in casa dal fratello. Nella strage morti la madre e la sorella. Abbiamo unito l'Italia e zittito i francesi. A Sicilia 24 parla Alberta Santuccio, oro olimpico nella spada a squadre. La campionessa siciliana si gode il trionfo di Parigi e prepara un matrimonio da sogno. Calcio, il nodo fideiussione è ancora centrale in Casa Catania. La società al lavoro per una soluzione entro domani. Bentrovati, andiamo a Messina. La polemica sull'acqua dirottata su Taormina si sposta nel confronto tra Cateno De Luca e Federico Basile, che in realtà hanno solo voluto spiegare proprio al serbatoio di conferimento nella condotta quello che sta avvenendo. L'indice è puntato dritto però contro la regione. Ci spiega tutto Francesco Triolo. Un attacco diretto alla Regione Sicilia, rea di non aver stanziato i fondi necessari a prevenire la crisi idrica, responsabilità che il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca addebita anche al precedente governo Musumeci, oltre che a quello Schifani. L'attacco arriva nel giorno in cui lo stesso sindaco di Taormina e quello di Messina, Federico Basile, dal serbatoio Gescal di Messina, dove Sicilia Acqua immette l'acqua nella condotta peloritana, spiegano il caso politico sul passaggio di acqua alla cittadina ionica. Un semplice vettoriamento tra i 15 e i 20 litri al secondo, spiegano, che consente di risparmiare sulle dispersioni di acqua al 55%. Se noi abbiamo una rete che da questo punto di vista si fa perdere il 55% dell'acqua che arriva nei serbatoi di Messina e poi non arriva ai destinatari, è perché è da oltre 40 anni, 50 anni che non si fanno interventi sulla rete idrica a Messina, e il governo regionale ha previsto soltanto per le reti idriche 80 milioni per tutta la Sicilia, di cui 40 milioni solo alla città di Palermo, alla città di Agrigento. Quindi è ovvio che tutti i sindaci stanno scontando, compreso Messina, la miopia di un governo regionale che mette i soldi per il ponte ma non per l'emergenza. Il nodo è quello degli investimenti che mancano in Sicilia, sotto accusa i fondi di sviluppo e coesione che sono stati dirottati sul ponte sullo Stretto. Un governo scellerato, di folli, di pazzi, prende 2 miliardi, di cui 1,2 sui circa 7 e circa 700 a regia statale, e li destina per questo. Dopodiché io non ho 60 milioni di euro per realizzare il parco progetto. Ecco come stanno le cose. E in piena emergenza siccità c'è un fiume di acqua depurata che finisce in mare. Il paradosso è che la condotta per poterla riutilizzare c'è, però non è mai stata completata. Lorena Dolci. Ma hai pensato a dove va a finire l'acqua che mandiamo giù con lo sciacquone? Finisce proprio qua. Questo è il canale delle acque depurate dal depuratore di Pantano d'Arci. Siamo alla zona industriale di Catania. Il depuratore ne produce 300 litri al secondo. Potrebbe essere utilizzata per le industrie della zona oppure per le tante campagne assetate. E invece, guardate, finisce nel canale Buttaceto, che poi le porta direttamente a mare.
Dopo 4 chilometri il buttaceto finisce a mare nella spiaggia del Primo Sole Beach, uno dei tanti villaggi abusivi della Preoasi. Laggiù sfocia il Simeto. L'acqua depurata c'è alla zona industriale, però poi attraversa tutta la zona industriale, arriva qua e arriva già tutta sporca e inquinata. Noi anni fa abbiamo fatto anche un'analisi dell'acqua ed era inquinata. Il paradosso è che la condotta per il riuso di questo fiume d'acqua depurata c'è, ma non è mai stata completata. Una tubatura lunga circa 13 chilometri che si ferma proprio prima di raggiungere la vasca di accumulo a Lentini. I tubi, come vedete, si fermano qui ad 1 metro dall'innesto. Questo è il tracciato della condotta di riuso dell'acqua depurata. Parte qua dal depuratore e arriva in maniera sotterranea alla vasca di accumulo. Guardate, è quasi al 100% completata, mancano soltanto questi puntini rossi, vedete, questi sono dei collegamenti e poi naturalmente gli sfiatatoi e le pompe. I lavori iniziati dal comune di Catania 12 anni fa e costati 6 milioni di euro sono fermi da anni per un contenzioso con l'azienda. Si deve risolvere il problema, perché in effetti non si può lasciare un territorio così abbandonato, assetato di acqua, mentre noi ci permettiamo di buttarlo a mare. Questa è veramente un'oscenità. In Commissione Lavori Pubblici è emerso che servirebbero 2 milioni per completare l'opera. Uno spiraglio arriva dalla Regione che ha stanziato 60 milioni per le acque reflue. Cambiamo argomento, ci occupiamo della sanità siciliana davvero in affanno, tra ispezioni e polemiche che continuano. Dopo l'episodio della gamba ingessata con il cartone all'ospedale di Patti, ci si rende conto che quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni è solo un caso, ma è anche lo specchio dello stato di salute della sanità pubblica nell'isola. Sentiamo Marco Gullà. Queste foto dell'ingessatura fatta col cartone all'ospedale di Patti in provincia di Messina sono diventate lo specchio della sanità siciliana. Ieri davanti alla commissione ispettiva regionale nominata dall'assessore alla salute Giovanna Volo, la dottoressa del pronto soccorso di Patti si è difesa per ore. Il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione per assicurare le cure agli altri malati, ha detto. A distanza di giorni le polemiche non si sono sgonfiate. È una cosa, un po' surreale uscire dal pronto soccorso con un cartone al posto dell'ingessatura, però anche se il medico ha fatto tutto il suo dovere non dovrebbe succedere. La sanità siciliana si muove all'interno di difficoltà evidenti come la carenza di personale, pochissime risorse e ospedali in apnea. Fatti come quelli accaduti all'ospedale di Patti sono riconducibili anche ad una forte carenza di personale della sanità pubblica siciliana, oltre ad una disorganizzazione che purtroppo regna in molte parti dell'isola. Arrivare a dire che il problema è quello del cartone, in questo momento il problema della sanità è quello del cartone, non è quello il problema. Il problema lo sanno benissimo qual è la mancanza di organici, la difficoltà di gestire aree di emergenza sempre più affollate e con personale sempre più risicato. E in effetti nei pronto soccorso siciliani si attendono anche diverse ore per essere visitati, con i medici che sono sottoposti a turnazioni infernali. Qui siamo a Palermo, le parole di questo paziente tracciano uno spaccato reale. Sì, sono in attesa di 8 ore per un codice giallo, la situazione è inaccettabile. Abbiamo visto anche dei codici rossi, persone in emergenza avere tempi di attesa inaccettabili. C'è gente che sta malissimo, ha bisogno di sdraiarsi e non ci sono neanche le barelle. Sarebbe il punto di riferimento della mafia di Licata e Porto Empedocle nel mondo imprenditoriale agrigentino. Per questo era ricercato in tutta la provincia di Agrigento. L'imprenditore Angelo Stracuzzi si nascondeva in Tunisia, dove è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza che lo ha arrestato con la collaborazione dell'Interpol. Manlio Viola. Era ricercato ad Agrigento ma si nascondeva ad Hammamet in Tunisia. È stato individuato ed arrestato dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo l'imprenditore Angelo Salvatore Stracuzzi, ricercato per trasferimento fraudolento di beni, turbativa d'asta ed estorsione, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Per rintracciarlo è stato necessario l'intervento anche dell'Interpol. Stracuzzi in passato era già stato colpito da sequestro patrimoniale e dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché
perché ritenuto vicino alla mafia agrigentina. Il provvedimento cautelare cui ora è stata data esecuzione era stato emesso dal Tribunale di Palermo per alcuni episodi di estorsione ai danni di imprenditore dell'Agrigentino, finalizzati ad accaparrarsi fabbricati e terreno che erano oggetto di aste giudiziarie. I reati di cui è accusato Stracuzzi sarebbero stati commessi ad Agrigento, Licata e Palma di Montechiaro. Qualche mese fa anche Rita Giovanna Nogara, 50 anni, moglie di Stracuzzi, era stata destinataria di un provvedimento di sequestro beni preventivo per 6 società e relative quote sociali, nonché patrimonio aziendale. In ospedale, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ha compiuto 20 anni con una bella festa organizzata dai compagni di classe e dai professori. Parliamo della ragazza rimasta ustionata a Vittoria in quell'incendio che era stato appiccato dal fratello appunto in casa e dove hanno perso la vita la madre e la sorella. Sentiamo Lorena Dolci. Eccoli tutti assieme nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania, una insolita foto di compleanno. Dietro a quel vetro c'è infatti Omaima Zawali, la giovane rimasta gravemente ustionata nell'incendio appiccato dal fratello alla loro casa di Vittoria. I suoi compagni la vengono a trovare tutte le settimane e questa volta con un motivo in più: festeggiare i suoi 20 anni. Una torta, pupazzi di peluche, un tablet con dei film. Compagni, prof e la preside del liceo psicopedagogico Mazzini sono diventati una famiglia. Lei non sa ancora che tra le fiamme ha perso la madre e la sorella maggiore, mentre il padre è rimasto gravemente ustionato. Unica sopravvissuta, una sorella di 25 anni che studiava all'Università di Torino e che non la lascia mai sola. A festeggiarla anche il personale dell'ospedale. Abbiamo organizzato una piccola festicciola, tutto il personale del reparto, e nel pomeriggio gli è stata fatta una bella sorpresa da parte della preside, 2 insegnanti e tutti i compagni, parecchi compagni della classe. Di questo lei è molto molto felice. Omaima combatte da 2 mesi contro le ustioni che hanno ricoperto il 50% del suo corpo. Ha subito vari interventi, ma le sue condizioni stanno migliorando. Sarà sottoposta già domani all'ultimo probabilmente intervento di ricostruzione con autoinnesti di cute, per cui la dimissione è prevista nelle prossime 2 settimane. Il percorso di recupero sarà lungo, una strada difficile e dolorosa. Omaima si sarebbe dovuta diplomare a giugno, prima che la violenza del fratello distruggesse la famiglia. La preside sta organizzando una sessione straordinaria per recuperare gli esami e aiutarla a continuare a guardare avanti. Abbiamo unito l'Italia e zittito i francesi. A Sicilia 24 parla Alberta Santuccio, oro olimpico a squadre di scherma. La campionessa siciliana si sta godendo il trionfo di Parigi e nel frattempo prepara un matrimonio da sogno, ma ha raccontato tutto al nostro Tonino De Mana. Alberta Santuccio, coroni un doppio sogno, la medaglia d'oro e la medaglia d'oro al collo il giorno delle nozze. Sì, esatto, finalmente posso realizzare quello che era il mio sogno, appunto di fare delle nozze d'oro, e adesso mi sposerò ad ottobre e posso organizzarle, posso finire le ultime organizzazioni con questa stupenda medaglia al collo. Ancora una volta la scherma porta grandi soddisfazioni, ancora una volta dare la stoccata vincente è una siciliana. Cosa rappresenta per te questa stoccata? Quell'ultima stoccata è stata proprio la realizzazione di tanti sacrifici e desideri, e quindi metterla è stato un sogno. In un colpo solo sei riuscita ad ammutolire 8.000 francesi. Sì, era il nostro obiettivo, smettere di far cantare i francesi, che forse hanno cantato un po' troppo presto Vittoria, e con quella stoccata oggettivamente si è creato un po' il silenzio e si sono sentite quelle poche voci italiane che c'erano venute a sostenere. L'Italia non è mai stata così unita, siamo riuscite a colmare questo gap tra nord e sud e siamo diventate un'unica cosa. Come si vive con una medaglia d'oro al collo? Si vive sicuramente meglio, però questo non è un punto d'arrivo, ma è assolutamente un qualcosa che mi spronerà a fare di più anche individualmente. C'è un ringraziamento particolare? Ringrazio la mia famiglia prima di tutto, perché mi ha seguita, mi ha supportata, ringrazio mio futuro marito che era lì a gioire, a commuoversi, e la mia nonna che è venuta a 86 anni a vedermi, e il mio nonno che, anche se insomma non era lì, era comunque con me nel cuore.
E parte dalla Sicilia la mobilitazione contro l'autonomia differenziata. Proprio l'isola è fra le regioni che guidano la raccolta firme per il referendum abrogativo della norma costituzionale approvata dal Parlamento. L'isola ha già raccolto tutte le firme necessarie in proporzione al numero di abitanti, ma continua appunto la raccolta, il servizio. 100.000 firme raccolte in poco più di 2 settimane. La Sicilia è fra le regioni capofila del Comitato per il referendum contro l'autonomia differenziata e la risposta alla richiesta di mobilitazione è rappresentata proprio dal numero di firme raccolte. Un risultato frutto anche della vasta area di partecipazione al Comitato referendario, che non si limita a 2 dei 3 sindacati principali ma coinvolge praticamente tutti i partiti dell'opposizione. Il Comitato conta su 24 sigle, si va da CGIL e UIL a partiti come PD, Movimento 5 Stelle, Sud Chiama Nord, Sinistra Italiana, Più Europa, Verdi, fino ad associazioni come ACLI, WWF, Legambiente, Fedel Consumatori, Suunia e diverse altre. Fra questi anche i sindacati dei pensionati, ed a supporto della raccolta in pieno agosto arriva anche il segretario nazionale dei pensionati UIL, Carmelo Barbagallo, a Palermo. Noi vogliamo investimenti, vogliamo leggi che danno risposte ai siciliani, vogliamo il cambiamento e questa legge sicuramente darà un cambiamento ma in peggio. Vogliamo chi viene a firmare andrà a votare, ma soprattutto vogliamo continuare a sensibilizzare tutti perché dobbiamo raggiungere il quorum per abrogare una legge ingiusta. La campagna continuerà anche dopo il raggiungimento del numero minimo di firme per proporre il referendum, allo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, visto che il vero scoglio alle urne sarà il quorum necessario del 50% più 1 dei votanti. Cibi destinati alla vendita scaduti da mesi e in qualche caso anche da un anno sono stati trovati dai carabinieri dei NAS di Ragusa durante un controllo in un supermercato di Gela. Sequestrate 184 confezioni di alimenti, tra cui biscotti, merendine, cornetti, cioccolata tonno al naturale, hamburger di salmone, bastoncini di merluzzo surgelati, gelati e prodotti per la prima infanzia. Multa di 5.000 euro al titolare dell'attività. Noi adesso ci fermiamo e subito dopo vi faremo vedere un'insolita alba nella Valle dei Templi. A tra poco. Tornati in studio, un'alba insolita nella Valle dei Templi di Agrigento, stanotte tra le colonne doriche è andato in scena uno spettacolo davvero straordinario al quale hanno assistito centinaia di turisti e di visitatori. Sentiamo il servizio di Davide Sarto. L'alba nella Valle dei Templi è davvero uno spettacolo in tutti i sensi. Un percorso sensoriale tra arte, storia e musica, tra le colonne doriche riscaldate dai primi raggi dell'alba agrigentina, alla scoperta delle meraviglie del sito archeologico. Protagoniste anche le melodie sacre, la musica tradizionale e moderna. Al Tempio di Giunone il sax di Max Ionata ha accarezzato l'altare e introdotto il tour al Parco Addormentato. Poi la tromba di Flavio Boltro con la potenza scenografica della maestosa Kragaz e del paesaggio intorno. La prima affascinante alba di quest'anno alla Valle dei Templi si è conclusa con i primi raggi del sole. Bello, emozionante, anche perché completo, perché appunto c'è all'inizio una guida che ti spiega proprio tutta l'area archeologica, il sito che stai visitando, e poi ci sono questi interventi musicali che insomma dulcis in fundo, poi alla fine gli esce sole con la canzone appunto che sentiamo all'inizio del concerto, è bellissimo, è emozionante. Alba meravigliosa, la Valle dei Templi sempre un incanto, unica al mondo, e stamattina davvero un'emozione forte. L'evento di Coop Culture replicherà la magia domani alle 4:30 al Parco Archeologico di Salinunte per un'altra esperienza originale e straordinaria. Il gladiatore, ovvero Russell Crowe e la sua band, hanno infuocato con la musica le scalinate del Duomo di Noto nella splendida cornice barocca. Il premio Oscar ha regalato al suo pubblico suggestive emozioni. Veronica Barbarino.
Un attore di fama mondiale, ma anche un talentuoso musicista, il gladiatore Russell Crowe ha infuocato tantissime piazze italiane nel corso dell'estate con il suo tour musicale che ha fatto l'ultima tappa a Noto, nella capitale del barocco della Sicilia orientale, sulla suggestiva scalinata del Duomo. Sul palco il premio Oscar si è messo in gioco sotto la luce dei riflettori in quella che è una sorta di seconda carriera, quella da cantante, interpretando anche durante l'ultima tappa siciliana la musica e i brani dell'Indoor Garden Party con The Gentleman Barbers e Lorraine O'Reilly. Una scalinata gremita ha cantato e ballato la rivisitazione di numerosi successi della storia della musica del genere blues, brani iconici rearrangiati per regalare al pubblico un'esperienza straordinaria, una serata di musica sotto le stelle. Per l'artista hollywoodiano la passione per la musica nasce da bambino e si afferma a 17 anni con l'incisione del primo disco, poi il cinema con il quale è stato consacrato il suo essere artista a tutto tondo e oggi è pronto con un suo qualsiasi segnale artistico a scatenare l'inferno. Ancora una pausa, il calcio in chiusura, tra poco. Il calcio in chiusura, il nodo fideiussione in Casa Catania resta il nodo centrale, i ritardi nelle operazioni bancarie, ma non solo, quelli hanno portato al cortocircuito e adesso in società si lavora ora dopo ora per trovare una soluzione. Marco Carli. Ore frenetiche in Casa Catania, si lavora per dare risposte ai tifosi ad una piazza delusa. Restano aperti due fronti, quello della fideiussione e quello del salvadanaio, se così vogliamo chiamarlo, l'escrow account utilizzato nella passata stagione ma con somme più basse. Sono i tempi che invece potrebbero mancare, visto che oggi è una giornata fondamentale in tal senso. Le tempistiche appunto, quelle che ad esempio nel caso della fideiussione potrebbero non consentire di risolvere, o almeno non totalmente, il problema contrattuale legato a una triangolazione bancaria fra istituti di credito australiano, francese e italiano. Cosa succederebbe se non ci si arrivasse? Noto un punto di penalizzazione e contratti con i nuovi che andrebbero a decadere, dunque sarebbero da rifare ex novo. Una situazione che fra i tanti giocatori della scorsa stagione considerati fuori dal progetto e poi utilizzati in Coppa Italia e i nuovi acquisti ha comportato una rosa extra large e poi il cortocircuito acuito dai ritardi della presentazione delle garanzie. Va detto anche che qualora la fideiussione venisse presentata oltre il tempo del 9 agosto, sempre a garanzia della copertura del 40% della somma eccedente al €1.000.000 di monte stipendi, ciò consentirebbe anche di coprire i vecchi contratti e quelli dei nuovi da rinegoziare. Situazione molto difficile e se c'è chi pensa ad un inevitabile ridimensionamento e ad una cessione del pezzo pregiato, vale a dire Castellini, c'è chi giura anche dall'interno della società sulla volontà di Pelliga di rilanciare per superare, spinto dall'orgoglio, l'impasse del momento. Anche su questo occorrono chiarimenti. Il calciomercato, il Palermo dopo Apua è a un passo dall'arrivo del centrocampista Verre. C'è entusiasmo a Trapani, il Messina invece domani completa il ritiro di Zafferana. Sergio Colosi. Apua Palermo è un investimento per il futuro, ma con uno sguardo al presente, perché il giovane esterno francese potrà garantire estro e rapidità alla fase offensiva di Dionisi. La società rosanero ha vinto l'asta con club di categoria superiore, blindandolo con 4 anni di contratto. Sono molto felice di essere qui. Il Palermo è un grande club, c'è un progetto importante. Ho parlato con molti giocatori francesi come Gomez e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a 35.000 persone ti motiva a giocare al massimo e a dare il tuo cuore ai tifosi. L'accordo con Verre è addirittura d'arrivo, mentre la squadra a Veronello prepara l'impegno di Coppa Italia VIP domenica a Parma. Coppa Italia ma di Serie C all'orizzonte anche per Trapani e Messina, attese rispettivamente dalle trasferte di Cava e Crotone. L'approccio sarà diverso. Il Trapani misura la sua forza in attesa dell'arrivo di un terzino destro e di un trequartista. Il Messina, che domani completa il ritiro di Zafferana, si presenta in Calabria tra 1000 incognite. È un organico mediocre, ricco di under. Negli attaccanti Manè e De Felice, trattati da Pavone, possono rappresentare la svolta. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete alle 19. A tutti buon pomeriggio.